Il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, nonché assessore alla cultura, Mario Anzin, è intervenuto a Udine alla conferenza stampa di presentazione dei dati 2025 del programma 2026 dell'ente regionale per il patrimonio culturale. Come illustrato dalla direttrice dell'ente, Lidia Alessio Verni, il 2025 si è chiuso con un successo senza precedenti: 226.671 ingressi complessivi, raddoppiando abbondantemente i numeri del 2024, 98.700.000, e del 2003 100.200, un risultato trainato da mostre di grande richiamo come Confini, da Gauguin a Oper, capace di attirare una media di 670 visitatori al giorno, e dalla crescita esponenziale di poli strategici come Gorizia, passata da 23.000 a oltre 93.000 ingressi, e Villa Manin, che ha raggiunto quota 96.000 visitatori. Ovviamente questi dati stimolano a proseguire con ulteriori progetti anche importanti nelle varie sedi, e la presenza di artisti anche provengono da tutti i continenti dimostra questa vocazione internazionale della nostra regione, non più periferia dell'Italia ma cuore dell'Europa, e questa vocazione internazionale è d'altra parte ribadita anche dalla presenza alle mostre e agli eventi culturali di un pubblico che sempre di più proviene da tanti paesi stranieri. Per il 2026 ERPAC rilancia con un palinsesto che spazia da arti visive alla fotografia, consolidando il modello di nuova cultura di frontiera. Tra le mostre in corso e le anticipazioni più attese figurano Voi siete qui a Gorizia, Japan a Trieste e l'imminente Ruota Libera. La bici nell'evoluzione sociale dell'Italia a Villa Manin. Il calendario sarà inoltre arricchito dalla riapertura del Museo della Moda il 17 aprile e da grandi eventi live che vedranno protagonisti artisti del calibro di Claudio Baglioni, Duran Duran e Negramaro. Altre grandissime iniziative le sveleremo a breve, siamo in fase di progettazione avanzata e siamo sicuri, di poter dare ancora delle belle risposte e delle cose molto interessanti e di alto livello ai nostri visitatori.